Mancano poche ore ormai all'inizio delle celebrazioni della Dunata Triveneta di Conegliano e gli alpini della Montegrappa sono pronti a partecipare a questo importante evento. Dal Ponte Vecchio alla Marca è poco più di una gita, soprattutto in relazione alla recente Dunata nazionale di Biella, ma questi sono dettagli che contano poco per gli alpini bassanesi. Gli alpini sono pronti per invadere pacificamente Conegliano. Sarà un grande raduno del terzo raggruppamento, detto anche del Triveneto, e sono sicuro che domenica saremo veramente in tanti a rendere onore a questa città che lo merita. Conegliano, per quanto importante, è uno dei tanti impegni di questa estate alpina per la Montegrappa. Bassano non per niente è definita un po' la piccola capitale degli alpini per antonomasia. Ha citato il Tomba, che siamo la prima domenica di settembre, che è una cerimonia a carattere nazionale. Poi ricordo che la domenica dopo saremo a Malo, ospiti del gruppo di Malo, per celebrare il raduno delle sezioni vicentine. E poi per noi di Bassano, domenica dopo saremo a Tezze sul Brenta per la nostra sezionale, sicché si può dire sarà proprio veramente un settembre di fuoco. Tanti impegni, tante penne nere sempre presenti. Eppure c'è chi dice che gli alpini siano sempre meno e che le adunate e le celebrazioni siano destinate a svuotarsi. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire resilienza, vuol dire determinazione, vuol dire vicinanza ai nostri valori, alla nostra storia, al nostro territorio, vuol dire che sia pur magari con qualche acciacco in più e qualche primavera in più gli alpini ci sono, gli alpini resistono, gli alpini vogliono dimostrare che con buona volontà e con determinazione si può fare ancora la differenza. Appuntamento quindi a Conegliano. Appuntamento a Conegliano a domenica prossima, dove io presumo che la sezione Montegrappa sarà veramente in grande forma e stimiamo in circa un 1500-1600 uomini della sezione Montegrappa a rendere onore al Labaro nazionale.